dal TG Sicilia le principali notizie di questa edizione. Sconto del 50% sui biglietti aerei a Natale. Schifani presenta il nuovo piano contro il caro voli. Vogliamo far tornare a casa i siciliani, ha detto il governatore. Pubblicati i dati Istat sul benessere in Italia. Nel confronto con le altre regioni del Mezzogiorno la Sicilia stenta. Profilo simile alla Calabria ma peggiore di Sardegna e Abruzzo. Si cerca la verità sulla morte di Larimar. I genitori della quindicenne consegnano alla procura di Caltanissetta 2 telefonini contenenti anche alcuni messaggi che la ragazza aveva scambiato con un coetaneo poco prima di morire. Svolta nelle indagini sulla morte a Caltanissetta di un 77enne trovato cadavere in casa a novembre, con il cranio fracassato. L'omicidio era il fratello arrestato. A Caltanissetta non è finita l'emergenza idrica, a farne le spese soprattutto le famiglie con disabili e i proprietari di esercizi commerciali per i quali da lunedì è scattato il divieto di utilizzo dell'acqua costantemente torbida. Un Natale ancora più caro del solito, con aumenti anche del 300% su alberi di Natale, addobbi e regali. Conto salato anche per i pranzi e cenoni. Il calcio, Serie C in vista del Trapani, del Taranto. Il Catania pensa alla soluzione di Anastasio e a migliorare in zona gol. Domenica allo Iacovone vietato sbagliare. Bentrovati, parliamo del caro voli in Sicilia. La regione raddoppia gli interventi, feste con sconti o rimborsi del 50% da tutti gli aeroporti. Vogliamo far tornare a casa i siciliani, ha detto il governatore Schifani. Marco Gullà. Il governo regionale prova a dare una sterzata sul caro biglietti. A Natale e Capodanno aumentano gli sconti sui biglietti aerei da e per la Sicilia del 50%. A partire dal 7 dicembre e fino al 6 gennaio lo sconto per tutti i nati in Sicilia o residenti nell'isola sarà pari al 50% da qualsiasi aeroporto italiano verso qualsiasi aeroporto dell'isola, compresi quelli di Lampedusa e Pantelleria. E chi ha comprato a prezzi esosi il biglietto per la Sicilia già mesi fa, cosa può fare? Potrà comunque ottenere il rimborso. La Regione sta facendo il massimo, sta investendo con capitale regionale per combattere il caro voli. Ci auguravamo che venisse fatta chiarezza dall'antitrust in tempi brevi, però rispettiamo l'autonomia dell'antitrust che ha chiesto un anno di tempo. Noi continueremo in questa politica. Il metodo è sempre lo stesso, sconto immediato da parte delle compagnie che hanno firmato una convenzione e con la regione. Per le altre, fra cui Ryanair, potranno essere i cittadini a chiedere comunque il rimborso della metà direttamente sull'apposita piattaforma regionale. Sì, un provvedimento storico per tutti i siciliani. All'inizio del provvedimento avevamo pensato di concedere questo sconto e rimborso solamente sul Roma e Milano per tutti i residenti. Ci siamo accorti che durante il periodo delle festività c'era un'impennata del costo dei biglietti e allora abbiamo trovato le risorse. Il Presidente Schifani l'ha ricordato durante l'ultima legge di manovra di bilancio, abbiamo trovato ulteriori 10 milioni e allora abbiamo pensato facciamo ritornare i tanti siciliani che non hanno più la residenza da un po' di tempo ma vogliono ritornare ad abbracciare i propri familiari. L'assessore Arico ha confermato che la regione sta lavorando a un Sicilia Express bis. Al primo convoglio che partirà il 21 dicembre ne sarà aggiunto un altro probabilmente il 26 dicembre. Si lavora già anche per il periodo pasquale. Pubblicati i dati Istat sul benessere in Italia, vediamo cosa dice il report sui territori per la Sicilia. Francesco Triolo. Un livello di benessere modesto, quello che presenta la Sicilia, il risultato del report BES dei territori elaborato su dati Istat che delinea i profili di benessere equo e sostenibile delle regioni e delle province, considerando 64 indicatori raggruppati in 5 classi di benessere relativo. Nell'ultimo anno il 61,8% delle misure colloca le province dell'isola nelle classi di benessere bassa e medio-bassa, mentre il 22,3% le colloca nelle classi alta e medio-alta. Nel confronto con le altre regioni del Mezzogiorno
Mezzogiorno, la Sicilia mostra un profilo simile alla Calabria ma peggiore di Sardegna e Abruzzo, le meno svantaggiate. A livello provinciale si riscontra una situazione nel complesso omogenea, si differenziano la città metropolitana di Palermo e la provincia di Enna con una quota maggiore di posizionamenti nelle due classi di benessere più elevate, risultano invece più sfavorite le province di Agrigento, Catania e Siracusa, mentre sul fronte economico la provincia di Agrigento registra i risultati peggiori relativamente ai redditi pensionistici e la provincia di Siracusa l'incidenza più elevata del tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti bancari alle famiglie. Nel 2023 in Sicilia il tasso di occupazione delle persone tra i 20 e i 64 anni si attesta al 48,7%, la provincia di Caltanissetta registra i valori peggiori, Ragusa i migliori. Sequestrati 2 telefonini contenenti anche alcuni messaggi che l'Arimar, la quindicenne, aveva scambiato con un coetaneo poco prima di morire. Sono stati consegnati dalla famiglia alla procura di Caltanissetta. Manlio Viola. Potrebbe venire da 2 telefonini consegnati alla Procura dei minori di Caltanissetta dalla famiglia un pezzo della verità sulla morte di Larimar Annaloro, la quindicenne trovata impiccata nel giardino di casa a Piazza Armerina esattamente un mese fa. La Procura indaga per istigazione al suicidio, anche se la famiglia non è convinta che la ragazza si sia uccisa. Il procuratore Rocco Cosentino ha accolto la richiesta del legale della famiglia Milena Ruffini del Foro di Busto Arsizio di acquisire nuovo materiale fornito proprio dai familiari, che lo hanno reperito soltanto 2 giorni fa, il 3 dicembre. La madre di Larimar ha trovato tra le chat alcuni messaggi scambiati dalla ragazza con un coetaneo dal proprio telefonino la notte prima che della sua morte. Il telefono di Larimar infatti era rotto e lei utilizzava di tanto in tanto quello della madre. I messaggi sono stati mostrati alla procura insieme ad altro materiale di indagine che potrebbe essere utile per ricostruire la vicenda. I genitori infatti hanno provveduto a riparare anche un altro smartphone appartenuto a Larimar e usato dalla ragazza fino allo scorso agosto. Dopo il guasto la giovane per un periodo aveva usato il telefonino in prestito della madre. Durante l'audizione, ha fatto sapere l'avvocato Ruffini, i dispositivi sono stati messi a disposizione dai genitori per gli inquirenti per i dovuti accertamenti e sono stati sequestrati a questo fine. Intanto è stata promossa una raccolta fondi da mettere a disposizione della famiglia per sostenerla per tutte le esigenze, compresa la battaglia legale alla ricerca della verità. Svolta nell'indagine sulla morte di un uomo trovato a Caltanissetta. Ad ucciderlo era stato il fratello. Trovato anche il secchio e la spugna usati per lavare il sangue. Rita Cinardi. Prima avrebbe ucciso il fratello afferrandogli la testa e sbattendola più volte a terra fino a causarne la morte. Poi avrebbe anche tentato di eliminare le tracce dell'omicidio. Con questa accusa questa mattina la Polizia di Stato ha arrestato il 64enne Angelo Polizzi, indagato per omicidio aggravato dal vincolo familiare con la vittima, il fratello Ignazio, trovato morto nella sua abitazione di Via Lunetta a Caltanissetta lo scorso 21 novembre. All'arrivo degli agenti e dei soccorritori del 118, il corpo di Ignazio Polizzi era stato ritrovato a terra con una vasta ferita alla testa e sangue dappertutto. Nell'appartamento dove la vittima viveva insieme al fratello Angelo e ad altri familiari, gli agenti della Polizia di Stato avevano trovato un secchio di acqua misto a sangue con all'interno una spugna che erano stati utilizzati per pulire una parte del pavimento. Le indagini condotte dalla squadra mobile con il coordinamento della Procura della Repubblica di Caltanissetta hanno permesso di delineare un grave quadro indiziario a carico del fratello. L'indagato presentava infatti graffi ed escoriazioni sul volto e sul torace che sembravano riconducibili a una precedente colluttazione che erano stati subito notati. Poi l'arrestato aveva anche fornito versioni inattendibili e numerosi testimoni avevano anche parlato di continui litigi tra i 2 fratelli, l'ultimo dei quali era avvenuto la mattina stessa dell'omicidio. L'indagato avrebbe anche provato a occultare il delitto, eliminando il sangue dal pavimento, e avrebbe chiamato i soccorsi solo successivamente. L'autopsia ha poi confermato un quadro politraumatico da aggressione. Angelo Polizzi, dopo l'arresto, è stato condotto al carcere Malaspina di Caltanissetta. Sorpresi a scaricare rifiuti illegalmente nel territorio di Butera, nel Nisseno. 4 imprenditori sono stati obbligati a bonificare a proprie spese una discarica abusiva. GR Italia.
Chi trasgredisce paga, e questo è il principio ribadito dall'operazione condotta dalla Guardia Costiera di Gela nel territorio di Butera, dove una discarica abusiva di oltre 500 metri quadrati è stata completamente bonificata, e a farlo sono stati proprio i responsabili dell'inquinamento. Le indagini, partite nel 2022, hanno portato alla luce un sito in località Falconara, a pochi metri dal castello, utilizzato per lo smaltimento illecito di rifiuti agroalimentari e non. 4 imprenditori colti sul fatto sono stati identificati e perseguiti grazie al lavoro del nucleo operativo di polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Gela, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Il risultato? Gli stessi trasgressori hanno dovuto ripristinare a proprie spese l'area deturpata. Oggi, grazie al loro intervento forzato, il terreno è stato completamente risanato, come mostrano i video che documentano il prima e il dopo della bonifica. Non solo, il comune di Butera, attivamente coinvolto, ha esteso l'intervento anche alle aree limitrofe, liberando diversi ettari da ulteriori rifiuti e restituendo al territorio decoro e salubrità. Un messaggio forte e chiaro: chi viola l'ambiente deve assumersi anche la responsabilità delle proprie azioni. A Caltanissetta non si ferma l'emergenza idrica e a farne le spese sono soprattutto le famiglie con disabili e i proprietari di esercizi commerciali, che adesso devono fare i conti con il divieto di utilizzo per uso alimentare. Rita Cinardi. Cittadini ancora alle prese con la crisi idrica a Caltanissetta, dove l'acqua adesso viene distribuita con turni di 6 giorni. Quella che potrebbe sembrare una conquista, visto che in estate si è arrivati anche a 2 settimane senza acqua, in realtà non lo è, soprattutto per chi ha un'attività commerciale ed è costretto a chiamare continuamente il servizio di autobotte. Ci approvvigioniamo con le autobotti, abbiamo avuto pure la protezione civile che ci ha fatto avere una piccola quantità di acqua. E poi, insomma, in maniera artigianale. I proprietari di bar e ristoranti devono anche fare i conti con il divieto di utilizzo dell'acqua a scopi alimentari, divieto previsto nell'ordinanza emanata 3 giorni fa dal sindaco Walter Tesauro a causa dei livelli di torbidità dell'acqua che ancora non è stata revocata. Abbiamo installato un depuratore e stiamo utilizzando l'acqua del depuratore sia per uso alimentare sia per lavare le stoviglie. L'acqua ai rubinetti come esce in questo momento? Gialla. Ma il dramma della mancanza d'acqua è diventato una costante anche per le famiglie, soprattutto per chi a casa ha un familiare disabile e non può sopperire alle più elementari necessità come quella di poter fare un bagno. La paura infatti per molti nisseni è quella di rimanere senza una goccia d'acqua. Per questo si è tornati indietro nel passato e ormai quasi in ogni famiglia vengono riempiti vasche e bidoni per far fronte a nuovi possibili stop ai quali ormai i cittadini nisseni stanno facendo l'abitudine. A casa un ragazzo di 17 anni disabile e per lavarsi possiamo lavarlo solo nella vasca da bagno perché la doccia è piccola e quindi lo laviamo ogni 6 giorni, quando non ci sono interruzioni si slitta a 7, 8, 9 o 10 giorni. Catania piange per la scomparsa di Enzo Trantino, avvocato, esponente e leader della destra catanese per 50 anni e padre dell'attuale sindaco Enrico. Il servizio. Catania piange per la scomparsa a 90 anni di Enzo Trantino, padre dell'attuale sindaco etneo Enrico. Con lui se ne va un pezzo di storia della città. Un avvocato prima di tutto, rispettato da giudici e colleghi, ma anche un giornalista, scrittore, pensatore, oltre che protagonista assoluto della storia politica, delle istituzioni e della cultura del nostro paese, a cavallo tra la sua Sicilia e Roma, dove ha servito per 9 legislature come deputato, ricoprendo anche il ruolo di sottosegretario agli esteri nel primo governo Berlusconi. Da giovane aderì al partito monarchico, poi la militanza nel Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante, fino alla nascita di Alleanza Nazionale. Enzo Trantino ha rappresentato la storia della destra italiana, punto di riferimento per le generazioni successive. Con il suo eloquio chiaro e raffinato, le osservazioni puntuali, le analisi acute e approfondite, Enzo è riuscito a guardare alla realtà con saggezza, capacità di sintesi e grande moderazione. E i funerali dell'onorevole Enzo Trantino si svolgeranno sabato mattina alle 10 nella cattedrale di Piazza Duomo a Catania. Al sindaco e alla sua famiglia le condoglianze di Telecolor e Antenna Sicilia. Rispetto verso gli operatori sanitari e soccorritori ed importanza del numero unico di emergenza. Inizia la campagna informativa da parte della SUES nelle scuole siciliane. Marco Gullà.
Il 118 nelle scuole siciliane per educare i più piccoli al rispetto verso chi ogni giorno va a lavorare per salvare vite umane. È l'obiettivo della campagna informativa lanciata dalla SEUS per sensibilizzare gli studenti verso l'importanza del numero unico di emergenza. Se ne è parlato questa mattina all'assessorato alla salute a Palermo. Facciamo capire ai più piccoli, ma anche agli alunni più grandi, della forza che può avere a livello collettivo la chiamata del soccorso per i propri familiari, per un amico, per se stesso. E poi ovviamente educazione al rispetto verso i soccorritori, anche loro vittime di aggressioni. Le aggressioni sono tante, soprattutto si sono incrementate negli ultimi tempi, è un fenomeno vergognoso, consentitemi di dirlo, a cui noi stiamo rispondendo in maniera efficace. Fenomeno estremamente importante sul quale stiamo puntando grande attenzione anche insieme al prefetto di Palermo, col quale avremo degli incontri, proprio perché l'aggressività nei confronti sia degli operatori che danno il soccorso immediato che degli operatori sanitari in genere sta diventando un fenomeno davvero preoccupante. Sostanzialmente emergere il rispetto per i soccorritori che a vario titolo compiono le loro azioni a tutela della collettività. Sarà un Natale ancora più caro del solito, con rincari anche del 300%. Anche per fare l'albero servirà spendere più di 300 euro. Abbiamo fatto un giro e tutti hanno notato questo trend. Francesca Loi. È tutto caro, è tutto in aumento e nessuno si lamenta. La parola chiave di questo Natale sarà rincari. Sì, perché secondo un'indagine di Facile.it e Consumerismo tutto subirà aumenti, anche gli addobbi. Tra albero, luci e palline serviranno quasi 300 euro. Lei ha notato questi rincari? Certo, è normale. Si vede anche dallo stipendio che finisce prima. Ma i rincari non si fermano qui. Secondo il rapporto costerà di più anche l'immancabile cenone, le tavolate infinite tipiche dei siciliani che nonostante i prezzi alle stelle non mancheranno. Ho mia figlia che viene da fuori, abbiamo il piacere di stare tutti assieme con i parenti, però effettivamente sicuramente sarà a base di pesce, quindi le spese ci saranno. Ma sarà piacevole lo stesso, l'importante è il clima che si viene a creare in famiglia. Come ogni anno si ripropone il caro voli. Prendere l'aereo per arrivare in Sicilia può costare fino a quasi 1.000 euro, ma nel periodo delle feste, secondo la ricerca, ci sarebbero aumenti anche sulle tratte ferroviarie, alcuni del 300%, e i pacchetti vacanze in agenzia registrano in media un più 20%. Insomma, se non fosse ancora chiaro, per queste feste il portafogli servirà abbastanza pieno, non solo per i regali, ma soprattutto per i rincari. Vogliamo essere rondini per una nuova primavera. Catania elegge il suo baby sindaco, l'entusiasmo di Matilde. Vogliamo una città più pulita. Tonino De Mana. Vogliamo essere rondini per una nuova primavera di Catania. L'entusiasmo e la voglia di fare dei ragazzi dell'istituto John Dewey è rappresentato da Matilde Capizzi, 9 anni, baby sindaca di Catania e la più giovane d'Italia in assoluto. Dai banchi della scuola agli scranni di Palazzo degli Elefanti per un cammino di formazione che aiuta a crescere e a diventare grandi. Una lezione di educazione civica per imparare i valori della partecipazione democratica e della politica come ricerca del bene. Fresca di tricolore, Matilde affronta la sua prima intervista e mostra di avere le idee chiare. Per Catania proporrei di essere comunque una città più pulita e più sostenibile, perché troviamo spazzatura nelle strade dovunque e questo non porta all'inquinamento e non porta al bene della città e della terra. Per me siamo il futuro, cioè portiamo avanti la città da piccoli a grandi. Quanto ti piace la politica? Tanto, molto. Un emozionato Marco Biaggianti, ex capitano del Catania, non si perde un attimo della cerimonia di proclamazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Del resto il presidente è proprio il figlio Mattia. Quali progetti per Catania? Fare rispettare la regola di non buttare cose a terra per fare diventare la nostra scuola con un baldino più alto. Un motivo di vanto per il preside Giuseppe Adernò. È un dono che i nostri bambini fanno alla città di Catania.
avendo attivato e considerato la scuola come piccola città, nel loro piccolo hanno costruito un'idea di scuola, di città pulita, di scuola bella e città bella. Mobilità sostenibile, tutela dell'ambiente, l'importanza dello sport e della cultura. Un faro sulla città acceso dai ragazzi per una Catania più bella, pulita e soprattutto fresca. Il volto dei giovani è la principale garanzia. E resta una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Domenica a Taranto il Catania proverà a tornare al successo esterno che manca da 2 mesi. I rossazzurri devono sostituire Anastasio e migliorare in zona gol. Marco Carli. Crocevia di stagione, come tanti in quest'annata ancora nel limbo per il Catania, fra possibilità di risalita e occasioni sprecate. Il Taranto, ultimo in classifica, reduce da 3 sconfitte consecutive, anche se la squadra è ancora viva dopo l'arrivo in panchina di Cazzarò e le vittorie con Avellino e Cerignola lo dimostrano, rappresenta questa partita l'ennesima opzione per i rossazzurri. Poi il futuro dirà se la squadra potrà veramente ambire ad un ruolo da protagonista, cosa finora non dimostrata, ma tentare di recuperare in classifica la strada migliore per riacquisire fiducia. Servono i gol, questo lo sappiamo, per una squadra che, tranne in rare occasioni, ha fatto poco in fase realizzativa, sprecando tanto. Allo Iacovone, dove non ci saranno tifosi rossazzurri e a breve si saprà se potranno accedere i sostenitori del Taranto dopo il parere della commissione di vigilanza, non ci sarà in campo Anastasio. Possibile soluzione da braccetto Ierardi con Guglielmotti e Raimo sugli esterni. Lunetta si è allenato, ma nel caso di disponibilità potrebbe partire dalla panchina. Sulla tre quarti il faro del momento resta Stoppa, rivitalizzato nell'ultimo mese, grande protagonista di questa fase di stagione. Probabile anche la conferma di Jimenez in mediana. Serve fantasia, ma serve anche non avere le polveri bagnate. Persino Inglese, finora una garanzia, nell'ultima partita ha sbagliato un gol quasi fatto. Il Catania sa che a Taranto non può permettersi altri errori. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.